Costantino vuole il secondo palo, arriva l'impatto dentro la porta del Terrasini Mundi, si sblocca la partita dopo 13 minuti. Il gol dello Sport Palermo si sblocca così con la rete di Giannone, l'esordio stagionale, arriva a timbrare subito il cartellino. Lo Sport Palermo per 1-0 dopo il gol segnato da Vittorio Giannola al 13°. Costantino ci riprova e riesce ancora a sfruttare le palle inattive lo Sport Palermo per il gol di Cristiano Uzzo, tutto libero sulla destra e la mette dentro. Segna il nostro Jolly. Sport Palermo 2, Terrasini 0. Può riprovare, vuole il secondo palo, manda via così non sei mai numero 6. Ora occhio alla ripartenza con Cusimano che corre, Vito Cusimano, il capitano, vuole suonare la carica per il contropiede del Terrasini Mundi. Palla al 14, palla sulla gestione del Terrasini, mentre deve andare dentro la palla si infila in rete, il gol del 2-1 accorcia le distanze, il Terrasini Mundi. La direzione sfortunata